Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Il terzo campione del mondo, Capablanca, diceva che per studiare gli scacchi bisogna iniziare dal finale. Ci sono molti finali che diamo per scontati, come per esempio i finali di pedoni, ma bisogna conoscerli alla perfezione perché lì si decide la partita. In apertura possiamo ottenere un leggero vantaggio o svantaggio anche. Nel finale possiamo ottenere un punto o un mezzo punto. Iniziamo dalle posizioni più tecniche, re e pedone contro re. Come si fa a sapere se il colore che ha il pedone vince oppure se la posizione è patta? Vediamo alcune regole basilari che magari qualcuno già conosce, ma mettiamo ordine e insegniamo qualcosa ai meno esperti. Allora, iniziamo dal pedone che vuole vincere senza il supporto del re. Una posizione di questo tipo. Col pedone in B4 che va donna in B8. Con la mossa al bianco. È vinta o no per il bianco senza calcolare? Sì, è vinta per il bianco. Uno può calcolare, ma il bianco gioca B5, c'è un trucco per sapere che il bianco ha già vinto, la cosiddetta regola del quadrato. Ovvero, uno guarda le caselle che mancano al bianco per promuovere o crea la diagonale del quadrato, il quadrato sarebbe questo. Se il nero con la sua mossa può entrare nel quadrato, è patta. Visto che il nero con la sua mossa non può entrare nel quadrato, rimane fuori, il bianco vince. Infatti il bianco giocherà B6, B7 e vince la partita. Promuove a donna vincendo. Viceversa, diciamo, prendiamo un'altra posizione, una posizione casuale, per esempio questa, e a questo punto diciamo che qua muove il nero. Ok, a questo punto il nero gioca re e 7. Il nero fa patta? Sì, perché con la sua ultima mossa è entrato nel quadrato del pedone. Questo è il quadrato del pedone. Il nero è dentro e il bianco non riesce più a vincere. Donna e re per A8. Molto utile la regola del quadrato perché riesce a far capire già molto tempo prima se un finale di pedone è vinto o no senza sforzarsi troppo. Ora vediamo posizioni dove il re difensore si trova già davanti al pedone e il nostro re supporta il nostro pedone. Prendiamo una posizione di questo tipo. Una posizione di questo tipo è vinta per il bianco oppure è patta? Allora, come regola generale, il re dell'attaccante per poter vincere deve stare davanti al proprio pedone. Una posizione così è patta teorica. Anche una posizione di questo tipo, una posizione di questo tipo, una posizione di questo tipo, facilitata dal fatto che ci sono pedoni di torre, una posizione di questo tipo, una posizione così, così, è sempre patta. Quindi chi si trova in svantaggio di materiale non si scoraggi. Andiamo per esempio a questa posizione. Come fa il nero a pareggiare? Il nero va indietro, il bianco prova a prendere spazio ma non può mai portare il re davanti al pedone, quindi il bianco dovrà spingere, il re rimane in difesa. Ora se il bianco va a sinistra, che il re nero, o a destra, sull'ala di donna, anche il re nero va sull'ala di donna, il bianco non ha spazio, non può passare perché il nero torna di fronte al pedone. Dopo varie attese, il bianco dovrà spingere il pedone, il nero continua ad andare indietro, il bianco può avanzare fino in sesta. Ecco, e qui ora c'è l'unica vera difficoltà. Prima, a questo punto era uguale dove indietreggiare, in una di qualunque di queste case. Quando il pedone arriva in sesta, importantissimo, il difensore deve indietreggiare lungo la colonna del pedone. Ovvero, se il nero giocasse re di 8, errore, così come re B8, il nero perderebbe la partita. Perché il nero perderebbe la partita? Perché viene messo in Zugzwang. Il bianco gioca re D6, re C8, perché su re 8 il bianco promuove. Dopo re C8 C7,
il nero è costretto a muovere e muovendosi il bianco accompagna il proprio pedone fino a promozione. Per questo, ecco, questa è una cosa importante, il re deve sempre muoversi lungo la colonna del pedone. Quando il re bianco va in D6 o in B6, il nero prende l'opposizione, la partita è patta. Se il bianco torna indietro, il nero torna indietro. Il bianco gira, sulla colonna del pedone si arretra. Re B6, re B8, se il bianco avanza il pedone, re C8 e ora è il bianco ad essere in Zuzvan. Dopo re C6, unica mossa per non perdere il pedone. Dopo re C6 siamo di fronte a uno stallo e la partita è patta. Quindi qua una difesa eccellente del nero. Quindi prendiamo un altro pedone. Possiamo anche invertire i ruoli, per esempio. Adesso il nero va a donna da questa parte, ora il bianco deve difendersi. Ora è uguale dove andare, diciamo che vado comunque in E2 per semplicità. Ora non è uguale dove retrocedere, qua devo andare in E1, lungo la colonna del pedone. Se il nero aspetta, torno in E2, sempre sulla colonna del pedone. Appena il nero viene in sesta e in terza, vado davanti al re e la partita è patta. Se torna indietro andiamo avanti. Su F3, F1 e su E2, re E1, il nero in Zuzvan, la partita è patta. Questo è un concetto molto molto interessante. Vediamo adesso un altro concetto interessante. Un altro concetto molto interessante è il concetto del tagliafuori. Allora, prendiamo una posizione di questo tipo. Un altro concetto molto interessante da conoscere è il tagliafuori. Per esempio, in questa posizione il nero gioca re F4 per tornare in difesa. Ora magari un giocatore non molto esperto, con l'ansia di promuovere, di ottenere una regina in breve termine, gioca C4. Errore. In questo caso, re E5, il nero si porta davanti al pedone. Se il pedone continua ad andare avanti, cade. Se il bianco decide ora in ritardo di supportarlo con il re, il bianco non riesce a posizionare il proprio re davanti al pedone, la partita è patta. Come abbiamo visto precedentemente, il nero ovviamente va davanti al pedone e non si riesce a vincere. Patta come prima. Quindi torniamo indietro. Il nero vuole tornare in difesa, giocheremo la tecnica del tagliafuori. Noi non vogliamo che il re torni in difesa, re D4. Tu non puoi passare, no? Come diceva Gandalf nel Signore degli Anelli. Il re non può passare e ora può provare a giocare re F5, ma continuiamo il tagliafuori. Il re di nuovo non può passare. Re F6, re D6, ora noi vogliamo spingere il pedone. Re F7, re D7. Il re è bloccato. Ora il nero può provare a inseguire il pedone, ma è troppo tardi perché il nostro re lo appoggia fino alla promozione. E ora la promozione è matematica e con la donna in più il bianco vincerà la partita. Okay. Oggi continueremo a vedere, un'altra volta vedremo le posizioni dove il re attaccante è davanti al pedone, che potrebbero essere più facili da vincere in alcuni casi. Adesso voglio continuare a vedere posizioni dove il re attaccante non riesce a trovarsi davanti al pedone. Per esempio, prendiamo una posizione di questo tipo. Posizione così, poteva anche essere una posizione così, per dire. Può il bianco vincere in questa posizione? Allora, se il bianco gioca re E5 per andare ad appoggiare il suo pedone, no? Appoggiarlo fino alla promozione, il nero gioca re E7, metti il re davanti al pedone, la partita è patta. Dopo D6, qua è patta teorica perché il nero, ovviamente, il nero che ha visto questi video, andrà in D8. Visto questi video, oppure l'ha studiato quando era piccolo, andrà in D8. Ed è patta. Quindi, in questo finale noi dobbiamo assolutamente impedire al re nero di intervenire in difesa. Abbiamo un modo di vincere interessante, possiamo giocare D6. Togliendo la casina E7 al re. Ora cosa succede? Per il nero sarebbe patta se va davanti al pedone, se fosse in D7 o in D8. Se il nero fa un salto magicamente qui la partita è patta, non riusciamo a vincere perché poi va in D8, l'unica casella. Sempre sulla colonna del pedone è patta, no? Come abbiamo visto prima. Stallo. Ma qui il nero non può andare in D8. E cosa succede? Se il nero passa
in E8, non è sulla casa giusta, siamo noi a mettere in Zugzwang il nero. Su Re F8, D7, il re tagliato fuori andiamo a donna, su Re D8, D7, Re C7, Re E7, il bianco vince perché ottiene una donna. Quindi, dopo D6 il nero può provare un piccolo trucchetto, un ignobile trucchetto. Re F8, l'ultimo baluardo. A questo punto la mossa più naturale è andare a supportare il pedone, perché D7 non è ancora sufficiente per vincere, quindi giocare Re E6, ma se giochiamo Re E6 no, non riusciamo più a vincere. D7, Re D8, Re D6 è fatta. Dopo D6, Re F8, ci serve mettere il nero in Zugzwang, giochiamo Re F6, gli regaliamo un tempo, che il nero muova pure, se il nero è in G8, D7 vince. Se il nero va in E8, Re E6, e ora il nero deve essere in Zugzwang, su Re D8, D7. Il bianco vince perché ottiene una donna. Prendiamo adesso una posizione di questo tipo, pedone già in sesta, prendiamo una posizione così. Può il bianco vincere in questa posizione? Questa è una domanda interessante. Allora, il re non può mettersi, se il re fosse qui davanti al pedone, poi lo supporta fino alla promozione. Ma come facciamo a vincere? Qual è la mossa più naturale? Re B6. Ma su Re B6 nero gioca Re B8. La partita è patta perché su C7, Re C8 dobbiamo metterlo in stallo. Se noi torniamo indietro il nero si difende e ora torna sulla colonna del pedone ed è patta. Quindi qua ho una mossa meno diretta, giochiamo Re A6. Lasciamo che il nero si mette in Zugzwang con Re B8, giochiamo Re B6 e dopo Re C8 il nero che ha la mossa, C7 e ora abbiamo vinto. E vinciamo. C'è un ultimo trucco che possiamo vedere in questa posizione, se siamo troppo frettolosi di vincere. Re A6, Re B8, Re B6, Re A8. Ora, per esempio, in un'altra situazione, per esempio in una posizione, se trasliamo tutto a destra, possiamo vincere spingendo il pedone. Questa posizione, se uno ha fretta di vincere, C7, ops, stallo, la partita è patta immediatamente. Quindi ci prendiamo del tempo, bianco ha un pedone in più, quindi è felice, vuole che la partita duri di più e gioca Re C7. Seguita da Re D7, la promozione è imparabile, il nero può fare tutto quello che vuoi, ma il suo destino è segnato. In questo caso il bianco vince. Quindi, se il bianco non riesce a portare il proprio re davanti al pedone, in generale può vincere o con il tagliafuori o in casi molto particolari. Il nero, se riesce a mettere il proprio re davanti al pedone, ha ottime chance difensive. In futuro vedremo finali più complessi dove invece il re bianco è il re davanti al proprio pedone. Qui ci saranno altri concetti come l'opposizione, l'aggiramento che potremo vedere in un altro video un po' più avanzato. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!